Tra i premiati di questa sera anche il Balin, un personaggio molto importante per la comunità di Rivignano e non solo. Sì, Dio, non mi aspettavo, ecco, per dire la verità, a parte che dopo ho smesso di giocare di pallone mi hanno chiesto di andare in una lista che non so se ero in comunista, se ero in democristiano. Fritto misto, dai. È un fritto misto, allora ho detto sì per fare l'assessore allo sport. E da lì è partito e ho fatto la bellezza di 24 anni, In comune. 5 legislature, sì. Senta, i tempi sono cambiati, ma soprattutto cosa vuol dire essere amministratore comunale ieri e portare magari un consiglio oggi? Dio, ieri era più semplice, sì, meno burocrazia che adesso esagerata, no? Però la volontà è il cuore di fare bene per il proprio paese e dopo, come diceva prima il sindaco, avere un'equipe, di andare d'accordo, allora ti diverti anche lavorando per il paese, per la comunità, ti diverti a fare qualcosa di bene, sia sportivo che culturale, che in tutti i sensi. È semplice dirlo, ma che messaggio lanciare oggi ai giovani? Questo è un po' difficile, bisognerebbe che partisse un po' di sopra, ma anche noi, diciamo così, nel paese, perché sono tante associazioni. Quando ero a 45, qua mi sembra che siamo a 47, quando un giovane è occupato non ha tempo di pensare a altre stupidaggini o robe. Io direi cercare di tenerli vicino, e dopo i genitori devono dare qualche scappellotto. Quelli giusti. Senta, so che lei ha una specialità particolare. Una specialità in che senso? Culinaria. Ah beh sì, è stata una sfida fra me e il povero geometra Gattolini Cesare, che lui era un riccone, io ero un meggiadro e da lì è partita la sfida, la provata del primo lato, no è mio, la me, no, perché io ero un sotan sotto. E abbiamo fatto la prima sfida, adesso siamo quest'anno, il prossimo anno sono il 25esimo anno della fondazione. La situazione com'è? No, lì si fa una gara da Ettore qua più avanti e ognuno porta la sua brovade e lì si assaggia e dopo si dà un voto. Naturalmente sono un ettolitro e mezzo di brodo al mattino. Dopo c'è, diciamo così, Vues, Talpins di Purzit, Brovade. Tutta roba leggera. Sì, beh, ecco, è una festa che dura fino alle 3, dopo qualcuno va fino a mezzanotte, ma però è una bella festa corta e dopo c'è Osdrindolo e qualcun altro che ci intrattiene, è una giornata bella. Ecco. Bene, complimenti. Grazie. Per capire se sarà bianco o rosso, abbiamo con noi il sindaco di Rivignano Mario Anzil, al quale chiediamo una bellissima serata, un bellissimo evento, la gente come sempre ha risposto, ma soprattutto particolarità insieme a Teor. Sì, quest'anno, siccome fra pochi giorni nascerà il nuovo comune di Rivignano Teor, naturalmente la cerimonia è stata organizzata e gestita dalla nostra amministrazione di Rivignano insieme agli amici di Teor che sono qua presenti. E l'appuntamento, tra l'altro, è sempre insieme Rivignano e Teor a Capodanno, la sera del 31, una sera aperta non solo agli abitanti di Rivignano di Teor, ma a tutti gli amici della provincia o della regione che vorranno venirci a trovare. Dalle 10 di sera in piazza a Rivignano ci saranno concerti, chioschi, bancarelle, fuochi artificiali, una grande festa in piazza per festeggiare il nuovo anno, ma soprattutto il nuovo comune di Rivignano Teor. Possiamo dire una sorta di guarda che stella speciale Capodanno. Sì, una versione invernale della festa in piazza che si tiene a Ferragosto a Rivignano. Naturalmente, dato che il clima è molto più rigido, ci siamo attrezzati e ci saranno anche dei tendoni riscaldati e ci saranno tantissimi braccieri a riscaldare la piazza di Rivignano per questa festa. Ecco, abbiamo detto la gente ha risposto alla grande, ma soprattutto le benemerenze sono andate a persone importanti che hanno lasciato un segno e continueranno a lasciare per questo territorio. Sì, certo, la risposta della gente è come sempre entusiasmante. L'auditorium contiene 300 persone, stasera era tutto esaurito e ce n'erano tantissimi anche in piedi, il che vuol dire che davvero è una cerimonia, questa della consegna delle civiche benemerenze e della conferenza stampa di fine anno, molto sentita dalla nostra comunità. E anche le persone che vogliamo ricordare sono persone che hanno dato qualcosa a questa comunità e la comunità civile li vuole ricordare, e sono Aurelio Meret, detto Balin,
per quello che ha fatto nella attività sua professionale, imprenditoriale, in comune, ma soprattutto nello sport e nell'associazionismo locale, ed è l'associazione Tenelo Club di Rivignano. Per 40 anni ha saputo tenere alto l'onore sportivo del nostro paese, militando nella massima serie e rifornendo la nazionale maggiore di tantissimi atlete. Tra l'altro è una delle più antiche società calcistiche femminili italiane. E infine una medaglia in ricordo del caro Simone Vigutto, un uomo di fede profonda che in poco tempo ha saputo conquistarsi l'amore e l'affetto della nostra comunità. È stata una bellissima serata, soprattutto un attimo toccante, si può dire tranquillamente che l'emozione si tagliava col coltello. Sì, senz'altro, perché Don Simone, uno dei premiati alla memoria, è mancato recentemente e pur essendo stato solo 3 anni e mezzo praticamente in questa parrocchia, è chiaro che ha lasciato un segno straordinario, pur con la sua giovane età, però con il suo entusiasmo, con la sua fede e soprattutto, come è stato anche sottolineato, per come ha affrontato la malattia, ecco, ha lasciato un segno a tutti. E io lo sperimento ogni volta che vado a visitare le famiglie. C'è il costante ricordo di Don Simone e soprattutto tra i giovani, e questa è una cosa bella che allora ce lo rende ancora presente, e nella fede noi sappiamo che è ancora presente. Allora questa benemerenza è venuta proprio a dare la conferma, ecco, di quello che Don Simone è stato per questa comunità. In tempi non facili neanche per la Chiesa Cattolica, sottolineiamo. Sì, sì. I tempi sono sempre non facili se andiamo ad analizzare la storia, però certamente, ecco, è stato un segno molto bello di vita, di fede, di vitalità e di come, ecco, si può affrontare anche una grave malattia, ecco, mantenendo per quanto possibile, ecco, l'impegno anche per gli altri, e questo Don Simone lo ha dimostrato proprio con la sua vita. Senta, per Natale cosa dobbiamo dire? Per Natale è chiaro l'augurio che guardiamo tutti a quel bambino di Betlemme, e per il bambino di Betlemme intendo proprio tutto quello che c'è intorno, diciamo, la semplicità, l'umiltà, che ci aiuti a portare attraverso l'umiltà e la semplicità anche una maggiore fratellanza, come dice Papa Francesco, e una maggiore condivisione tra di noi, e cercare veramente di fare il possibile per dare lavoro e per dare prospettive ai giovani, ma questo vale per tutti, non solo per le comunità parrocchiali, per tutte coloro che sono impegnati in questo. Certamente nella divisione non si costruisce niente, nella comunione si può costruire anche in momenti di difficoltà. Auguri. Grazie anche a voi. Il calcio femminile in Friuli Venezia Giulia nasce anche da queste terre, perché voi avete dato un contributo di non poco conto. In particolar modo in queste terre abbiamo organizzato il calcio femminile nel lontano 1972, prima in maniera amatoriale, poi abbiamo provveduto immediatamente a organizzarlo come di dovere, e poi noi si portava la nostra attività, che allora era ancora di natura piuttosto amatoriale, diciamo. Amatoriale, molto all'inizio. L'attività, facevamo delle partite con l'Azzurina e Premariacco, con altre, mi ricordo poi con Trieste e poi con il Veneto, di cui abbiamo fatto un campionato di Serie C, che poi alla fin fine era un torneo, e l'abbiamo vinto. Questo un po' è stato l'inizio. Poi è stato con l'apporto di altre società e altre squadre, abbiamo organizzato in maniera opportuna il calcio femminile, con tutte le regole, che poi si affiancano con le maschili sostanzialmente. E questo siamo andati avanti valorizzando ciò che era il mio obiettivo, in particolar modo i settori giovanili, di cui abbiamo ricavato, abbiamo avuto la soddisfazione di avere molte atlete dal settore giovanile, perché appunto le società come noi non avevano altre risorse, no? Se non attingere al settore giovanile. E per noi è stata un'esperienza bellissima, prima di tutto perché è nata così in maniera spontanea, è nata poi così dalla volontà di un gruppo di ragazze di Rivignano
dei quali mi hanno pregato di costituire questa società e sono stato anche presidente e primo sponsor di questa. Però sono belle soddisfazioni. Molto, 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 parlando di questa organizzazione. E poi abbiamo la continuazione che è lui, abbiamo Meroi che ha continuato in maniera egregia. Non solo, ma io posso sottolineare che io Elio Meroi lo conosco da quando aveva i capelli più scuri, o sbaglio? Sì, ma guarda che prima o poi verranno anche te. L'importante è che non caschino, quello è il discorso. Senti, a parte le battute, un calcio femminile in Friuli Venezia Giulia comunque sta dando grandi soddisfazioni, 3 squadre ancora, purtroppo Rivignano per questione di sponsor non fa parte più di questo panorama, ma ci si augura che qualcuno presto magari prenda le redini per riportare quello che è stata una fucina, insomma, importante del territorio. Senti, cosa aggiungere ancora? Ma io voglio dire una cosa, noi rispetto alle altre regioni d'Italia abbiamo un'anomalia, abbiamo 3 squadre in Serie A e una in Serie 2. Purtroppo queste assorbono gran parte di tutto il calcio regionale, diciamo a discapito, ma sì, non di proposito, ma a discapito delle piccole società. Allora noi abbiamo un vertice direi molto importante, però la base che in questo momento sta soffrendo. Però io spero che a livello di federazione vengano attuati dei programmi comuni in tutte le regioni con l'intento e lo scopo di far crescere questa attività che in tutta Europa sta spopolando. Tu pensa solamente che noi abbiamo delle atlete nostre che vanno a giocare all'estero. Esempio, la Sara Gama gioca nel Paris Saint-Germain, che è la stessa società del maschile. No? Vuol dire che noi le atlete in Italia le abbiamo, ma bisogna saperle sfruttare. Esatto. Soprattutto dare, come si dice, il becchime giusto dove serve, non buttare dove non serve. Sai cosa? Rispetto a tutta l'Europa che sta crescendo in maniera proprio esponenziale, dove in Europa sono stati fatti dei programmi ad hoc per far crescere questa disciplina, forse noi in Italia siamo un po' indietro e secondo me dovremmo recuperare questo tempo perduto, perché altrimenti rischiamo veramente di creare tra noi e le altre nazioni un baratro livello direi di numero di società, non di qualità. Ecco, so che lei lascerà invece in esposizione in comune questo premio. Senz'altro, lasceremo questo perché la società purtroppo ha chiuso, per quello che dicevamo prima, per effetto della situazione finanziaria, dove è difficile reperire, in particolar modo in questi momenti, è difficile reperire risorse per poter effettuare campionati e quant'altro. La soluzione del tutto è quello che si ritorni all'entusiasmo iniziale da quando io ho fatto questa società. Auguri e speriamo di rivederci presto. Grazie. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima.